tutti, oggi è martedì 19 marzo 2024. Il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 18.10. La luna sorge alle 12.38 e cala alle 3.18. Oggi è ovviamente San Giuseppe ed è anche la festa del papà. Il nome Giuseppe, Joseph, era un nome ebraico già molto diffuso nell'antica Israele. Significava possa Dio aggiungere altri figli. Era dunque un nome di primogeniti. In questo giorno, il Fridays for Future si fa portavoce di un messaggio globale per il nostro pianeta. Ispirata dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg, i giovani di tutto il mondo si uniscono per chiedere un cambiamento reale. Questo 19 marzo, la giornata mondiale di azione per il clima, è un appello alla responsabilità collettiva per garantire un futuro sostenibile. Auguri di buon compleanno a Claudio Bisio, che oggi raggiunge il traguardo dei 67 anni. Claudio ha segnato la storia della televisione italiana conducendo per anni il programma Zelig e sedendo tra i giudici di Italia's Got Talent. Nel 2019 è stato co-conduttore del Festival di Sanremo insieme a Virginia Raffaele. Molto popolari anche le sue interpretazioni nei film Benvenuti al Sud e nel sequel Benvenuti al Nord, nonché in Maschi contro femmine e Femmine contro maschi. Festeggiamo anche i 40 anni di Bianca Balti. La sua carriera è iniziata nel 2005 con un contratto per la campagna pubblicitaria internazionale di Dolce & Gabbana. Da allora Bianca ha conquistato le copertine di riviste prestigiose, ha posato per la versione giapponese di Vogue e ha sfilato per Victoria's Secret. Insieme a Eva Riccobono e Maria Carla Boscono rappresenta l'eccellenza e il successo delle supermodelle italiane nel mondo. E non possiamo dimenticare di fare gli auguri a Mario Monti, che oggi spegne 81 candeline. La sua vita è stato un percorso eccezionale di successi accademici e professionali. Dopo essersi laureato presso l'Università Bocconi di Milano, in seguito ha ottenuto la cattedra di professore di economia politica e ha assunto la presidenza dell'Ateneo. La sua carriera si è poi estesa oltre l'ambito accademico, ricoprendo numerose cariche in aziende private. Nel 2011 il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, lo ha nominato senatore a vita e poco dopo, in un momento cruciale per il nostro Paese, è diventato Presidente del Consiglio, guidando un governo tecnico. Il 19 marzo del 1932 è stata una data che ha segnato la storia di Sydney con l'inaugurazione del Sydney Harbour Bridge. Questo ponte è anche un'attrazione unica per chi cerca emozioni forti. La possibilità di scalare la sua arcata d'acciaio è un'avventura che ha attirato più di 1,5 milioni di persone, offrendo una vista indimenticabile sulla baia di Sydney. Una curiosità storica per tutti voi. La domenica, come giorno di riposo, è stata istituita il 7 marzo del 321 da un decreto dell'imperatore Costantino il Grande. In origine era il giorno dedicato al sole, che in inglese si traduce ancora oggi con Sunday. E adesso sentiamo un po' che consigli hanno da darci le stelle attraverso le parole di Marco Amato. Buongiorno ai 12. La luna oggi forma trionfalmente in Cancro degli spettacolari aspetti che sono preludio di domani, che sarà un giorno molto speciale. Ma rivolgiamoci ad oggi, vediamo i segni zodiacali, come si comporteranno. Ariete. L'Ariete oggi è un coralle prese con una luna poco disponibile, qualche reiterazione, qualche pensiero che proprio ancora dovete metabolizzare. Beh, ne avrete il tempo, ma schietti diretti come siete, non tratterrete molto dal
chiedere dei chiarimenti opportuni. Toro, la giornata di oggi è una giornata con una luna di grande appoggio a Giove e a Urano, forma di poderosi sestili che tendono a dare forza e vigore ai vostri movimenti. Anche il trigono con la bella Venere, il vostro pianeta guida, vi aiuterà decisamente a distribuire sul sestile a voi diretto una serie di energie positive in amore. Gemelli, la giornata di oggi è una luna che continua ancora a stupire per la grande forza creativa e oggettiva che sta vedendovi protagonisti nell'avere comunque la concretizzazione di alcuni obiettivi, anche se Mercurio e la comunicazione affettiva è decisamente una battaglia che ancora intendete portare avanti. Cancro, luna poderosa oggi, trionfale nei vostri gradi, dove è a casa ed è potentissima. 2 sestili a Urano e a Giove, un bellissimo trigono a Venere. Oggi è proprio una stupenda giornata per voi Cancro, soprattutto in famiglia e nell'amore. Attenzione solo a Mercurio, fa i dispetti, quindi poche parole, tanti abbracci e molto affetto. Leone, giornata decisamente molto interessante, la luna si avvicina sempre più e lo stato di quiete apparente viene sollecitato dal fatto che come delle tigri in gabbia vorreste esplodere. Aspettate un giorno, vedrete che da domani accadrà. Vergine, una giornata con una luna che regala abbastanza da un punto di vista collaborativo e da un punto di vista societario, di scambio, di team. Rimangono però le forti opposizioni in pesci che confondono un po' le acque. Sicuramente non è un momento zodiacale in cui potrete fare tutto da soli. Nel lavoro è lecito chiedere aiuto e collaborazione. Bilancia, giornata assolutamente interessante oggi, visto che neanche la luna riesce ad opporsi a tutta la vostra ferrea volontà. Sicuramente un po' di romanticità per qualche ex, per qualche passato non del tutto risolto chiuso, ma sicuramente la vostra indomita volontà di fare tutto giusto per bene non vi fermerà al lavoro e con l'appoggio di Plutone e Marte riuscirete a completare delle operazioni complesse. Scorpione, stupenda luna di trigono che vi regala una miriade di aspetti positivi, un po' da più ragioni dello zodiaco. Ricordate che i vostri grandi alleati per ora sono tutti in pesci, ma la luna oggi vi regala un pensiero affettivo sia in famiglia che in una storia che vi fa sentire protetti e coccolati. Sagittario, giornata oggi un po' più calma, visto che il vostro Giove è comunque corroborato ed addolcito da una luna che parla di famiglia e di impegni pregressi ai quali ottemperare. Capricorno, a proposito di passato, probabilmente anche voi come la Bilancia dovete vedervela con qualche ex o con qualche questione sospesa nel tempo. Oggi è l'ultimo giorno che avrete l'appoggio del sole, da domani si cambia un po' musica. Acquario, giornata oggi piena di stimoli interessanti tutti intorno a voi e peraltro c'è una solida e oggettiva manifestazione affettiva. Nel lavoro darete sicuramente il massimo, ma c'è un'idea che vi frulla per la testa che vi porterà un po' più lontano del solito. Pesci, stupenda luna di trigono che attiva ancora tutti i vostri pianeti nei vostri gradi. È una luna di ispirazione decisamente notevolissima e il Sole congiunto a Saturno stanno per sciogliere il loro abbraccio, regalando un'ultima speciale giornata di energia. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Andiamo al 19 marzo 1918, quando il Congresso degli Stati Uniti ha approvato l'ora legale estiva, che sarebbe entrata in vigore dal 31 marzo. È da quel giorno che sacrifichiamo un'ora di sonno sotto le coperte per guadagnare un'ora in più di sole. Il modo di dire avere tutti i vizi la mula si traduce letteralmente in avere tutti i vizi della mula.
Una possibile spiegazione è che la mula è un ibrido tra un asino e una cavalla che eredita i peggiori tratti dei suoi genitori. È pigra, capricciosa, ostinata e non si lascia domare facilmente. Chi ha tutti i vizi della mula, quindi è una persona che non accetta i consigli, che fa sempre di testa sua e che non si cura degli altri. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. La trasformazione di Gandhi da un avvocato riservato a un leader rivoluzionario è una testimonianza del potere della perseveranza e della dedizione ai principi di non violenza. La sua lotta contro l'ingiustizia in Sudafrica ha acceso la scintilla che lo ha portato a diventare il Mahatma, il profeta della pace. Il suo ritorno in India non è stato solo un viaggio fisico, ma un cammino verso la scoperta di sé e del suo destino come guida di una nazione verso l'indipendenza. La sua vita, dedicata alla semplicità e alla resistenza pacifica, si è conclusa tragicamente, ma il suo spirito continua a ispirare milioni di persone. Ci salutiamo con la frase del giorno. Come una commedia, così è la vita. Non quanto è lunga, ma quanto bene è recitata, è ciò che importa. E finisce così un'ennesima puntata di Almanacco e ormai sapete che l'appuntamento è a domani, quindi attendete un po' per un'altra imperdibile puntata.